Panormus contro Buonpastore, 19ª giornata del girone A del campionato allievi Elite Under 17. Buon pomeriggio amici di Sportissili da parte di Nicolò Ciluff e benvenuti. Che mette dentro, dove prova ad arrivare Imperato, che calcia con il mancino e sblocca la partita dopo appena 45 secondi. Panormus 1, Buonpastore 0, Imperato. Dentro l'area di rigore il colpo di testa provato da Martinez, va dalla bandierina sul secondo palo, lo stacco, risponde presente Picciuca e mette in calcio d'angolo. Brava a spizzare Fazio dall'altra parte, Rampulla va sul destro e calcia ad incrociare il tiro del numero 10 a campo. Poi Imperato lanciato da Bellingardo, c'era sul mancino, rientra, finisce giù, non c'è nulla, poi Bellingardo conclude, palo, rete. Panormus 2, Buonpastore 0 al 22esimo, il gol di Bellingardo. Va Rampulla a mettere dentro dalle parti di Mattagliano, poi Cutrona da fuori, ci prova e calcia, la risposta di Picciuca, palla che rimane lì, allontana in qualche modo la difesa del Buonpastore. Pallone messo all'interno dell'area di rigore, la conclusione deviata e calcio d'angolo, ci aveva provato da fuori Gelardi. Botta, bravo Marco. la Motta va sul sinistro e conclude, facile per Picciuca, a spazio. Adesso la Panormus con Imperato che va via in mezzo a due. Imperato, bella la giocata, ce l'ha sul destro Imperato che conclude, si fa trovare pronto Picciuca. La battuta violenta, palla che colpisce il palo. E quindi attenzione al contropiede del Buonpastore con Lanza che prende il fondo, poi rientra dentro l'area di rigore, dice di alzarsi l'arbitro. Si ripartirà dalla rimessa per il Buonpastore con Campora che va dentro a cercare la testa di un compagno e poi il sinistro vincente da parte di Gelardi che al 75esimo riapre la partita, fa 2-1 e adesso ci sono 15 minuti tutti da vivere. Va a battere Rampulla con il mancino, palla che spiove e si zacca alle spalle di Picciuca. Gammicchia va profondo dove si coordina e sfiora un gol pazzesco il Buonpastore. Tante maglie dentro l'area di rigore della Panormus, il colpo di testa vincente da parte di Martinez che all'84esimo riapre per la seconda volta la partita. A campo però il Buonpastore prova a prenderselo, Campora va sul secondo palo, cadono giù circa 2-3 calciatori, la palla rimane lì per Martinez, lo Iacono. Ferdico con le ultime energie, il Buonpastore allontana Liga, basta così, Panormus batte Buonpastore 3-2 e conquista 3 punti importantissimi.